io ero fermo allo stop, a un certo momento mi sono visto arrivare addosso la moto con il signore che si è sbalzato, è andato in aria e è andato a sbattere addosso il palo dove segnala le strisce pedonali. Un impatto violentissimo che non ha lasciato scampo a Michele Pasinato, 51 anni, il prossimo 3 giugno. Lo schianto poco prima delle 10 a Castelfranco, all'altezza dell'incrocio tra via Damiani e via Solferino. L'uomo era in sella alla sua moto quando si è scontrato con una Mercedes proveniente dalla laterale. I soccorsi sono giunti in pochi minuti, sia i vigili del fuoco che l'ospedale sono vicinissimi al luogo dello schianto, ma i tentativi di rianimarlo sono stati vani. Sotto shock gli automobilisti che hanno assistito all'incidente. Ho visto una cosa allucinante, è stata una cosa che purtroppo per quello che è morto non doveva morire così, non doveva. Michele Pasinato faceva il calzolaio ed aveva il negozio a poche centinaia di metri dal luogo della tragedia. Viveva a Tombolo con la moglie Alessandra ed i 2 figli. La notizia della tragedia ha destato profondo cordoglio sia a Castelfranco, dove appunto Pasinato lavorava, sia nel comune padovano, dove la famiglia è nota e stimata. E la tragedia riapre anche la discussione sulla pericolosità dell'incrocio dove si sono verificati già parecchi incidenti. Mise 50 anni che abito qua. In media 1-2 all'anno qua c'è sempre un incidente. O anche cambiare una viabilità, ma comunque rendere visibile l'incrocio. Ho fatto tanti incidenti, anche gravi, ma non si scampa il morto. E io avevo detto non stai a aspettare che scampa il morto.